Assessore Di Mauro, allora lei ha dato rassicurazioni che il finanziamento per la rete idrica di Agrigento non verrà perso, nonostante siano circolati voci che invece andava perso. Qual è la situazione? Ma io posso dire soltanto una cosa, che prima di parlare su alcuni fatti specifici e soprattutto su una materia complessa come sono i fondi comunitari, bisogna conoscere atti e bisogna conoscere tutto ciò che è necessario mettere in atto per la realizzazione delle attività progettuali. Ora, quando si ricorre a fondi comunitari c'è un lasso di tempo entro il quale le opere si debbono realizzare. In questa particolare situazione noi abbiamo utilizzato i fondi dell'FSE che scadevano il 31 dicembre 2023. Ho ottenuto il finanziamento allora presidente Musumeci a fine 2021. L'AICA, il destinatario del finanziamento, ha messo in atto tutte le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto, che non sono procedure semplici, sono procedure complesse, sono procedure che necessitano tutta una serie di verifiche che finalmente sono state portate a termine con la realizzazione del contratto alla data del novembre 2023. È chiaro che a quella data quindi non c'era possibilità con quel tipo di riparto di risorse di poter essere realizzate le opere, non certo per colpa della regione, ma per colpa della, come posso dire, della difficoltà di portare in porto un'opera la cui solo gara necessita in genere almeno 1 anno e mezzo. Quindi è successo che questo finanziamento lo abbiamo fatto rivivere attraverso l'utilizzazione dei fondi FSC che proprio una settimana or sono abbiamo portato in giunta per un valore di circa 6 miliardi e 380 milioni. Sono i fondi in cui vengono inserite anche le risorse per quanto riguarda il ponte sullo Stretto di Messina, per quanto riguarda il termovalorizzatore, gli famosi 800 milioni, quindi una cosa seria, che sono le risorse che lo Stato assegna alla regione siciliana. Ma non è soltanto la regione siciliana ad essere privilegiata per quanto riguarda questi fondi, anche altre regioni hanno ottenuto questo accordo. La prima è stata la Liguria, siamo già a 16 regioni, mancano le ultime regioni che saranno a breve riscontrate positivamente. Per quanto ci riguarda come regione siciliana, questo accordo sarà siglato entro il mese di maggio. La Meloni verrà in Sicilia per sottoscrivere questo accordo che mi permette di dire una grande opportunità. Quindi il finanziamento è lì, abbiamo il vantaggio questa volta che l'opera, che ha necessità per essere realizzata di 3 anni, già è stato espletato tutto un percorso che è quello della gara e dell'aggiudicazione. Quindi partiremo immediatamente dopo che questo accordo sarà registrato alla Corte dei Conti. Assessore, ecco, piove poco, però piove in Sicilia, però ecco, le dighe sono completamente obsolete, mancano di necessaria infrastrutturazione. Ecco, farete qualcosa in questo senso per cercare di recuperare l'acqua che... Siamo riusciti a recuperare attività progettuali pregresse che non avevano completato l'iter, perché siamo riusciti ad ottenere l'approvazione sul piano sismico anche dal Ministero delle Infrastrutture, per cui adesso siamo dinanzi a progetti cantierabili. Le dighe che noi possiamo mettere a valore per il nostro territorio sono certamente la diga Castello, che ha una destinazione di uso promiscuo, la diga che invece riguarda il Gorgo, il laghetto Gorgo, che è di modesta portata, ma è un'opportunità per circa 400-500 ettari del circondario ed è soltanto irriguo, e poi anche la valorizzazione del lago Arancio, che ha avuto, come sapete tutti, dei problemi a proposito della fioritura dell'alga rossa. Quindi abbiamo disposto i finanziamenti, 20 milioni per la diga Castello, 18 e qualcosa per quanto riguarda il Gorgo e 3 milioni e 8 per quanto riguarda il lago Arancio. Sono iniziative che dovrebbero portare circa 1,5 milioni in più di acqua nel settore della diga Castello, 1 milione in quella del Gorgo, mentre per quanto riguarda la diga, il laghetto
o di Sambuca, una sorta di operazione di sfangamento che eviti il ritorno dell'acqua rossa. Sono piccoli interventi, diciamo piccoli ma importi consistenti, per dare sanità agli agricoltori. È chiaro che questa è una programmazione, non è una cosa che si è realizzato domani, anche lì ci vorrà la gara, ci vorrà il tempo per realizzarla, ci sono sempre 3 anni. Per il resto abbiamo un tavolo istituito di crisi insieme ai vari dipartimenti, mi riferisco a Cogina, che è il capo della protezione civile, mi riferisco al direttore dell'agricoltura, mi riferisco al direttore dell'autorità di bacino, mi riferisco ai consorzi bonifici. Ci incontreremo lunedì proprio per cercare di affrontare il tema così importante, e abbiamo convocato anche l'Enel perché, come voi sapete, c'è la questione della bratella Gammauto, che potrebbe essere, se risolto, un'opportunità ulteriore e immediata per gli agricoltori del territorio di Ribera e di Bivona. Mi riferisco quindi alla produzione di arance e alla produzione di pesche. Che c'è stato il sindaco che ha minacciato di lasciare la fascia, il sindaco di Bivona. Guardi, non si ragiona così pensando che c'è qualcuno che non lavora sulle cose. Noi ci stiamo lavorando, la siccità ci ha colti tutti di sorpresa. L'incontro di lunedì, che poi sarà seguito anche da un incontro con i sindaci, è volto proprio a cercare di risolvere il problema. Il punto d'onus in questo momento è il rapporto con l'Enel. Siamo convinti che già siamo a buon punto in ordine all'intervento, quindi un po' di pazienza e speriamo che nel giro di qualche giorno potremo avere una soluzione operativa.